Penalty Awards 2016, terza edizione. Il meglio del calcio dilettantistico siciliano va in passerella con il premio più prestigioso. Il calcio, di cui nessuno parla, accende i suoi riflettori. Conduce Ettore Tortorici. Buonasera e benvenuti alla terza edizione del Penalty Awards 2016. Voglio fare un applauso particolare alle nostre 4 penaltine che per l'occasione si sono praticamente raddoppiate. Lorena, Jenny, abbiamo anche Gianira e Alessia. Un applauso, grazie. Grazie ragazze. Allora, benvenuti a questa nuova edizione del Penalty Awards che ancora una volta vuole premiare il calcio dilettantistico a 360 gradi e lo facciamo naturalmente premiando la prima categoria, premiando l'eccellenza, premiando anche la categoria promozione, e da quest'anno abbiamo anche inserito il futsal che noi di Penalty, noi della trasmissione che va in onda su Video Mediterraneo, ogni domenica attraverso i campionati di Serie C1 e C2 abbiamo cercato insomma di presentare in maniera sempre più dettagliata, e devo dire che ha riscosso tantissimo successo. Prima di iniziare la nostra serata, naturalmente ringraziare l'editore di Video Mediterraneo Catiuscia Carpentieri, nonché tutta la squadra tecnica guidata da Angelo Pandolfo e da tutti gli altri che dietro le quinte già da stamattina hanno lavorato tantissimo. Poi pian pianino li conoscerete di persona, perché ci racconteranno i loro campionati che hanno seguito pian pianino durante questa edizione numero 5 di Penalty, che vi ricordo è andata in onda per tutta la stagione su Video Mediterraneo ogni domenica a partire dalle ore 19 sino alle ore 21. Poi tra l'altro quest'anno abbiamo fatto un esperimento credo abbastanza riuscito, raccontando anche il calcio professionistico con la sala stampa di Penalty, e poi dopo a seguire c'è stata anche appunto l'iniziativa legata al futsal. Oggi è una serata particolare perché avremo, oltre ai premiati che sono stati nominati, che poi insomma presenteremo durante il corso del nostro evento, avremo 5 premi speciali con 5 eccellenze siciliane. Però per iniziare doverosamente questa nuova puntata, questa nuova edizione del Penalty Awards 2016, io invito qui sul palco il presidente della FIGC Sicilia, Santino Lopresti. Grazie Presidente. Buonasera Presidente. Allora, eccoci di nuovo qui, l'anno scorso al cortile Platamone, quest'anno in una struttura un po' più particolare che
commerciale Le Ginestre. Anzi, a tal proposito ringrazio la direzione perché ha sposato questo progetto sul calcio dilettantistico. Calcio dilettantistico che tra alti e bassi, insomma, sta per concludere la sua stagione, ma credo che sono più gli alti che i bassi, o sbaglio, Presidente? Penso di sì, perché al momento abbiamo ancora 2 squadre che possono aspirare alla categoria superiore, quindi per noi il maggiore campionato, quello di eccellenza, e quindi andare, come dire, in Serie D. Sarebbe estremamente importante per noi. La Sicilia anche quest'anno si è arricchita, noi abbiamo 4 squadre che ormai vanno in Lega Pro, speriamo tanto che il Trapani, ecco, ci aiuti a fare un miracolo. Io spero che si possa fare, avere 2 società in Serie A sarebbe importante, dopo il successo del Siracusa che si aggiunge al Messina, all'Agragas, al Catania, averne 4 diciamo nella Lega Pro sono importanti, e poi avere, ecco, questa interregionale, vedere di poter compensare ulteriormente, come dire, abbiamo avuto 2 retrocessioni, e però vediamo se queste 2 società, anche se ieri la San Cataldese come dire, un po' sofferto, una partita un po' organizzata, anche lì il portiere un po' organizzata male, quindi, e però c'è un 3-0. Speriamo che come dire, il pallone, quando noi diciamo che è rotondo, è così, che perché così come il 3-0 è stato subito, perché non poterlo fare? Io non dispero mai abbandonarsi, perché se uno si abbandona ha già rinunciato in partenza, e quindi giocarsela con tutti i meriti, nonostante, come diceva lei, le grandi difficoltà che ci sono, la Sicilia, quello che vive, però io vedo dirigenti animati di buona volontà e che con i tanti sacrifici riescono, come dire, a trasmettere, io l'ho visto l'anno scorso, lei, come dire, sul calcio dilettantistico, e dà molto spazio, è uno a cui crede. Bene, il calcio dilettantistico per noi sono valori, trasmettere il valore della lealtà, delle regole, e se vuole della socialità, della socializzazione. Oggi non dico ci sostituiamo alle amministrazioni, alle pubbliche amministrazioni, ma quasi, perché le pubbliche amministrazioni poco fanno ormai di sociale o di socializzazione, e mi dispiace quando nei comuni il campo di calcio deve diventare un'entrata, cioè si chiede un contributo a queste società che a stento riescono, come dire, a portare un campionato. Veramente una struttura sportiva che è stata fatta perché lì si giochi, se una società non ci gioca, ecco, chiedere sorse ad una società mi parrebbe troppo, e quindi io penso, come dice lei, e mi auguro che tra gli alti e i bassi, ecco, possiamo dire degli alti, e poi magari parleremo anche dei fatti di violenza, e cui non vogliamo per niente nasconderci, che però anche quest'anno, come dire, c'è un miglioramento, e quindi penso che possiamo proseguire in questo percorso. Perfetto, allora Presidente, lei rimarrà qui perché dovrà poi anche giustamente premiare qualche nomination, oltre naturalmente anche un'eccellenza siciliana. Grazie Presidente, ci vediamo dopo. Grazie al Presidente Santino Lopresti. Allora, siccome abbiamo aggiunto il futsal nella premiazione di questa edizione numero 3 del Penalty Awards, subito chiamo Alessio Patti, perché è lui che ci racconta in 100 secondi come è andata la stagione C1 e C2 del futsal, e poi subito passiamo alle nomination. Alessio Patti. Allora Alessio. Buonasera a tutti, buonasera Ettore. Allora Alessio, ci racconti subito in 100 secondi il girone Serie C1 siciliano di futsal. Il campionato di Serie C1 quest'anno ha divertito gli addetti ai lavori, Ettore, molto di più. È stato un campionato quasi senza precedenti, ha portato in vetta uno spareggio dopo le 26 giornate della regular season, uno spareggio tra Regalbuto e Assoporto, che ha poi promosso la Regalbuto direttamente. L'Assoporto dopo i playoff ha poi conquistato la promozione in Serie B, a salvezza alle ultime giornate, retrocessione alle ultime giornate. Un campionato intensissimo. Sì, sì, un campionato molto intenso dove il talento dei giocatori si è espresso al meglio. Insomma, il futsal è in crescita e questo campionato di Serie C1 ne è stata la prova. Perfetto, e tu ne sei stato anche un artefice all'interno di Penalty, perché abbiamo creduto alla tua idea iniziale, devo dire che i dati di ascolto ci hanno dato ragione. Grazie ad Alessio Patti. Grazie a voi. Ci rivedremo dopo. Grazie Alessio. Allora, a questo punto passiamo subito alle nomination per quanto riguarda il futsal Serie C2 ed iniziamo con il gruppo degli allenatori. Miglior allenatore sono in nomination e adesso li invitiamo anche qui sul palco: Marcelo Mittelman, Città di Scicli, Stefano Bosco, Aci Platani, e Salvatore Rizzo, 091 Palermo.
ci raggiungono qui sul palco gli allenatori. Abbiamo una defezione che ci è arrivata questa mattina, cioè l'allenatore dello 091 Salvatore Rizzo. Stefano Bosco, ciao, ciao Marcelo, grazie Marcelo. Ed invito qui sul palco per consegnare giustamente la busta con il nome vincente José Sorbello dell'Ajax di Catania, che invito qui sul palco. Portiamo la busta? Perfetto. Eccolo qua José Sorbello, sta arrivando. Era un allenatore più scattante prima. Eccolo qua. Consegniamo la busta, perfetto, grazie José. Allora José, apriamo subito questa busta perché poi dopo la domanda tua verterà molto sul futsal, che bisogna prendere ancora di più in considerazione. Allora, miglior allenatore Serie C2 vince Marcelo Mittelmann, Città di Scicli. Marcello Mittelmann. Allora portiamo le targhe. Le consegniamo prima giustamente a lui, che la consegna a Marcello Mittelmann, l'altra la consegniamo a Stefano Bosco, che comunque, attenzione che questa è quella di José Sorbello, mi hanno sbagliato la targa, vabbè, succede, questa era quella tua. Possiamo prendere la targa di Stefano Bosco cortesemente? Va bene, sta per arrivare. Nel frattempo una battuta veloce. Allora Marcelo, è stata una stagione importantissima quella di Scicli, perché è servita sicuramente per riportare in auge un giro del calcio a 5 che a Scicli insomma ha avuto anche delle bellissime primavere. Sì, sicuramente, come ho sempre detto, la città di Scicli ha vissuto anche un passato molto importante per il calcio a 5, è partita dalla Serie D per arrivare a una Serie A e ha vissuto momenti di gloria, come li chiamiamo noi, e piano piano la società, una nuova società, stiamo lavorando per cercare che questo entusiasmo sia quello di una volta. Perfetto. Stefano, invece per voi una stagione positiva comunque? Sì, una stagione entusiasmante, la Ciplateri nasce dalle ceneri della Cireale Calcio a 5 e anche noi in questa piazza importantissima stiamo provando a riportare nei campionati nazionali prima possibile la città di Acireale. E ci riuscirete. Allora eccola qui la targa, c'è stato un errore poc'anzi, chiediamo scusa. Grazie. Allora Stefano Bosco e Marcello Mittelmann, primo classificato per quanto riguarda il miglior allenatore di Serie C2. Grazie ragazzi, grazie. Non scappare perché adesso sì che ti arriva la targa, anzi te l'avevano già portata, te la consegno io. Allora José, sottolineiamolo che il futsal è un grande movimento in crescita e che forse avrebbe bisogno anche di un'ulteriore spinta da parte dell'AICA, non so se sei d'accordo. La spinta sta diventando, diciamo, automatica, perché si fa sempre meno calcio a 11 perché le strutture non ci sono e quindi si utilizzano gli spazi chiusi, le palestre, i cortili e quant'altro per fare calcio a 5, futsal in modo particolare. E al di là della battuta, che poi tanto battuta non è, il futsal ha trovato veramente spazio e passione, amore da parte di chi lo pratica, e la cosa importante da sottolineare è il fatto che partecipano a questa disciplina sportiva soprattutto i bambini e le bambine e le donne, che è un fatto da sottolineare perché gli spazi sono sempre minori per poter fare sport, per poter fare calcio, per poter fare calcio a 5. Io mi auguro che coloro che ci rappresentano negli enti locali, che nelle istituzioni, possano veramente invertire la rotta e pensare seriamente a mettere nelle condizioni chi vuole fare sport di poter usufruire di strutture efficienti. Benissimo, grazie José Sorbello dell'AEC di Catania, grazie José. Allora passiamo adesso al miglior dirigente per quanto riguarda il futsal Serie C2. Sono in nomination Danilo Bonuomo, Città di Scicli, Alfonso Russo, Acragas Futsal e Domenico Leggio, Città di Oliveri. Ci debbono raggiungere qui sul palco i tre dirigenti.
Salve. Salve. Abbiamo una defezione, Città di Oliveri ha avuto un problema, ci hanno detto, e quindi non è presente. Perfetto, allora invito qui adesso sul palco una donna che fa parte dell'AIAC di Catania, Laura Gurriera. Io l'ho vista, dovrebbe essere qui, eccola infatti, ti avevo già individuato. Sali, sali, perché sarà una donna a premiarvi, perché lei ha veramente un'anima sportiva. Ciao Laura. Allora, possiamo portare la busta cortesemente che consegniamo a Laura, in modo che così ci comunica il nome di colui che vince quale miglior dirigente del campionato di Serie C2 di futsal. Perfetto, apriamo un po', vince Alfonso Russo. Consegniamo la targa alla nostra amica Laura. Alfonso Russo dell'Acragas Futsal, complimenti. E portiamo anche l'altra, chiaramente, che consegniamo al secondo concorrente, che era in nomination, Danilo Buonuomo. Perfetto, grazie, grazie. Presidente, Agrigento sta vivendo in questo momento un momento positivo sia con il calcio ma anche con il futsal, perché abbiamo visto attraverso alcune vostre immagini che avete un seguito impressionante. Abbiamo riportato Agrigento calcisticamente sia con l'Acragas Calcio, quindi abbiamo riportato il futsal ad Agrigento. Come diceva poco fa, purtroppo la mancanza di strutture, siamo passati da calcio a 11 al futsal con grandissimo entusiasmo. A seguito abbiamo veramente tanta gente che viene a vederci, tra cui ringrazio anche mister Rigoli che quando può ci viene a seguire al nostro palazzetto. Quindi, contentissimi. Sì, dopo 2 promozioni consecutive diciamo veramente appagati. Ed era giusto quindi a questo punto il Penalty Awards. Presidente, devo dire che comunque questo futsal di domenica in domenica, anzi di sabato in sabato, aumenta sempre di più il suo raggio di affezionados. È vero, già ha detto abbastanza per quanto riguarda Scicli, il mister Mittelman. Stiamo cercando di riportare a Scicli veramente quell'entusiasmo di cui la città ha tanto bisogno, veramente. Ringrazio sicuramente tutti quelli che hanno permesso in questi pochi anni un passaggio veloce alla C1. La vittoria del campionato di quest'anno ne è stata la dimostrazione che c'è veramente un gruppo coeso, un gruppo che mira a programmare belle cose, insomma, anche per il futuro. Quindi anche per la prossima stagione un grande successo. Grazie Presidente, grazie, grazie, grazie. Prego, possiamo accompagnare con un applauso Laura, un attimo. A parte che abbiamo già una targa anche per te, che adesso la nostra Jenny ti consegna, per la tua presenza, una battuta in 30 secondi la risposta, una donna dentro l'AIAC, insomma è una mezza follia, ma credo che sia un buon segno. D'altra parte il presidente della FIGC di Catania è una donna, la vedo qui, splendida forma, quindi è la dimostrazione che insomma la donna avanza sempre di più anche in un mondo molto maschile. Sì, una sana follia, diciamo, effettivamente sì, ma poi io credo che bisogna veramente dare spazio alle donne, soprattutto in ambito calcistico, perché sembra che solo con i calzoncini si può entrare in campo. Poi la nostra prospettiva, che è proprio di consulenza psicopedagogica, ci vede... Tu sei una psicologa, quindi. Esattamente, cioè ci vede serenamente a poterci raffrontare, insomma, anche con gli uomini, quindi io voto sì per le donne. Anche noi votiamo sì. Grazie Laura Gurriera, grazie. Allora, a questo punto presentiamo le nomination come miglior giocatore Serie C2 sempre di futsal. Abbiamo Savio Falzone della Vigor San Cataldo, Fabrizio Allegra Real Parco Palermo e Davide Di Benedetto Arcobaleno Ispica. Ci raggiungono i giocatori ed invito qui sul palco Enzo Treccarichi della FIGC di Catania, che mi pare di avere già visto, eccolo qui. Accomodatevi, ciao ragazzi, complimenti, complimenti. Ciao Enzuccio, come stai? Era piccolino quando l'ho conosciuto Enzuccio. Allora, consegniamo la busta ad Enzo Treccarichi
e devi comunicarci il nome di colui che vince la palma come miglior giocatore di Serie C2. Vince Fabrizio Allegra, Real Parco. Real Parco, perfetto, grazie. Consegniamo la targa al nostro Enzo che la consegna giustamente al vincente. Portiamo le altre due per gli altri che hanno perso, ma stare qui sul palco vi assicuro è una grandissima soddisfazione, anche perché serve di buon auspicio per il proseguo. Abbiamo Davide Di Benedetto e anche Savio Falzone. Allora, una battuta veloce con tutti, andremo velocissimi perché la nostra è una serata abbastanza lunga e non vogliamo assolutamente annoiare le persone, dobbiamo essere veramente velocissimi. Allora, devo dire una grande stagione culminata anche con la palma come miglior giocatore, meglio di così non può essere. È un bel riconoscimento, anche se non è culminata al meglio la stagione perché abbiamo perso finale di Coppa Italia e finale di campionato, però è un grosso riconoscimento, mi fa piacere avere questo riconoscimento, anche se loro sono giovani avranno sicuramente la possibilità di vincerlo in seguito. Loro sono giovani ma sicuramente avranno tanta voglia anche di ben figurare la prossima stagione. Il tuo obiettivo a questo punto è di confermarti anche per quanto riguarda la stagione 2016-2017. Speriamo di fare anche l'anno prossimo la stessa stagione, abbiamo fatto qualcosa di grande, come loro non siamo riusciti, però siamo contenti per quello che abbiamo fatto. Mentre per quanto riguarda il giovanissimo Di Benedetto, devo dire che sei stata un po' la sorpresa anche nelle nomination. Sì, sono stato molto sorpreso quando ho visto che ero anch'io nominato e sono contento di essere qua sul palco, ringrazio tutti. Grazie a voi, grazie ragazzi, complimenti ancora, complimenti, grazie. Gustatevi lo spettacolo. Allora Enzo, anche per te abbiamo una targa per la tua partecipazione al penalty futsal e anche per te domanda veloce per una risposta veloce. Eri piccolino quando giocavamo insieme ai salesiani, è passato tanto tempo, ma devo dire che insomma vederti in questi ruoli istituzionali ti ci vedo bene perché insomma hai masticato calcio veramente da piccolino e credo che la figura di questi dirigenti che hanno masticato calcio nell'oratorio è fondamentale. Fare calcio all'oratorio secondo me è la cosa più difficile poi, perché quando diventi grande sai veramente quali sono le difficoltà e quindi sai affrontare magari le problematiche che si pongono giornalmente in modo semplice. E li superi facilmente? Sì, tranquillamente. Perfetto, grazie Enzo Treccarichi. Passiamo allora a questo punto, nomination futsal serie C1, subito le nomination come miglior allenatore, abbiamo Alfredo Paniccia futsal Regalbuto, Sebastiano Ranno Assoporto Melilli ed Enzo Bruno Real Futsal Marsala. Eccoli qui che ci raggiungono. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa, se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. Invito qui sul palco per premiare il miglior allenatore di serie C1 Max Licari di Pianeta Catania. L'avevo già visto, dovrebbe esserci, eccolo qua, perfetto. Ciao Max, benvenuto, benvenuto. Allora, tra poco conosceremo il nome di colui che vince la palma come miglior allenatore di Serie C1, però già stare sul palco ed essere stati scelti tra i tanti è una bella soddisfazione professionale. Possiamo portare la busta, la consegniamo a Max Licari e sarà lui a darci il nome del vincitore come miglior allenatore di Futsal Serie C1. Vince Alfredo Paniccia Futsal Regalbuto. Futsal Regalbuto, complimenti Alfredo. Consegniamo la targa e la consegniamo ad Alfredo Paniccia. Dopodiché possiamo già consegnare anche le altre degli altri due concorrenti che hanno partecipato in nomination ma non hanno vinto, Sebastiano Ranno e anche il terzo Enzo. Perfetto. Allora, una battuta veloce Alfredo, è stata una stagione intensa ma Regalbuto ancora una volta ha fatto centro, insomma siete ritornati di nuovo nel futsal che conta. Sì, diciamo che abbiamo riportato il Regalbuto nella categoria a cui compete, dove ha passato la maggior parte della sua storia, ecco, nelle categorie nazionali, quindi siamo molto contenti. Molto contenti. L'importante è partecipare ad un futsal che cresce di anno dopo anno.
Sicuramente. Dico anche noi, da parte nostra con l'Assoporto Melilli, abbiamo fatto un ottimo campionato, abbiamo giocato 3 finali, la prima è stato lo spareggio contro il Regalbuto per 6 calci di rigore, la finale che abbiamo giocato a Melilli contro il Capaci, la finale regionale, e la finale interregionale contro una squadra calabrese. Fino all'ultimo. All'ultimo ci siamo giocati, ci siamo riusciti con grande orgoglio e piacere, e l'anno prossimo a Melilli abbiamo riportato la Serie B che già mancava da qualche anno. Ed è una bellissima soddisfazione. Devo dire che a questo punto della stagione bisogna anche prepararsi per la nuova, quindi siete già al lavoro? Sì, assolutamente sì. Diciamo che dopo questa stagione fatta da noi, diciamo, i colleghi hanno fatto alti livelli, la nostra società ha fatto un po' meno, ma per le possibilità che avevamo abbiamo fatto già tanto. È perfetto, grazie ragazzi, complimenti ancora, buon proseguo d'estate e soprattutto buon lavoro per la prossima stagione. Allora consegniamo una targa ricordo anche a Max Licari e una battuta veloce anche con Max, che l'ho coinvolto sul futsal, che insomma inaspettatamente, però ricordate che sempre palla è. Sì, fra l'altro ho visto che ci sono anche tanti esponenti, no, dal punto di vista istituzionale, questo vuol dire che sta crescendo molto in Sicilia. Regalbuto è la città di mio padre, quindi mi fa molto piacere che abbia vinto, e speriamo che anche nel calcio a 11, diciamo, in Sicilia l'anno prossimo ci saranno tante squadre molto importanti in C1, oltre che in Serie A e in Serie B, e speriamo che possano fare bene, perché ultimamente soprattutto alle nostre parti non è andata benissimo. Perfetto, grazie Max Licari, grazie. Caporedattore del portale Pianeta Catania. Adesso è il momento di presentare le nomination sempre di futsal Serie C1, miglior dirigente: Sergio Politi del futsal Regalbuto, Giovanni Lombardo Cus Palermo, Cristian Cottone Mabonat Palermo. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora ci si rincontra tutti insieme proprio anche per festeggiare un po' in un certo senso il futsal, ed invito qui il presidente della Canoa Polo Daniele Insabella, perché tra uno sport quasi sconosciuto ad uno sport che sta crescendo il futsal voglio creare questo abbinamento. Ciao Daniele, ben trovato. Allora possiamo subito consegnare la busta a Daniele Insabella, così ci darà subito il nome di colui che vince come miglior dirigente di futsal Serie C1. Allora, Daniele, sei pronto? Allora, Cristian Cottone, Mabonat Palermo. Mabonat Palermo, perfetto. Questa la tengo io. Arriva la targa da consegnare a Cristian Cottone, miglior dirigente per quanto riguarda la categoria futsal dirigente Serie C1. Subito le altre due, eccole, per gli altri partecipanti, però essere presenti è fondamentale. Giovanni Lombardo e Sergio Politi. Perfetto, allora una battuta veloce la facciamo subito con il vincente. Presidente, io credo che comunque da qui possono partire tanti nuovi progetti e il futsal che cresce, insomma questo bagno di folla serve sempre. Sì, si punta sempre sui giovani, perché il futuro sono i giovani. Infatti se io ho vinto questo premio è grazie ai ragazzi che ci hanno portato a Montecatini a fare le finale 8, e quindi questa è una cosa logica. Perfetto, complimenti ancora. Allora Giovanni, anche per te il discorso dei giovani è fondamentale, no? Assolutamente fondamentale per la tua squadra. Assolutamente, una volta che noi siamo centro universitario sportivo basiamo tutto sull'universitario, o quasi. Avete anche una bella struttura tra l'altro. Siamo fortunati, grazie all'Università di Palermo siamo fortunati. Continuate così, perché mi sa che potreste andare anche molto lontano. Sergio, invece per voi la stagione è stata buona, ma si può fare ancora di più. Per noi la stagione è stata ottima, finalmente il Regalbuto è ritornato nella piazza che conta in Serie B, e speriamo di allestire subito una grande squadra che ci permette di fare un ottimo campionato pure in Serie B. Perfetto, grazie ancora, complimenti, buon proseguo e soprattutto riposati, perché tra poco si ricomincerà di nuovo. Allora Daniele, ho voluto abbinare il futsal con la Canoa Polo perché tu sei il presidente di una squadra che è molto importante nella realtà catanese. Nel frattempo possiamo già consegnarti la targa di partecipazione, e la battuta nasce spontanea. Canoa Polo è uno sport assolutamente particolare, bisogna essere molto affezionati sia alla palla ma anche insomma all'imbarcazione, al mare. Certo, deve piacere molto gli sport acquatici come
possibilmente la pallanuoto ha le stesse caratteristiche perché si gioca in acqua, solo che invece di essere a nuoto sei dentro una canoa piccola, più piccola rispetto agli standard normali e giochi dentro un recinto di un campo quasi di pallanuoto. Ci sono molti giovani che partecipano? Certo, guarda, io sono responsabile anche della canoa polo nazionale, proprio adesso mi è arrivata dalla federazione l'iscrizione delle squadre under 14 in Italia, che sono più di 30, perciò sta crescendo anche da questo punto di vista questo sport molto bello, molto appassionante, e io rappresento, devo dire, anche una delle squadre che a Catania ha fatto la storia di questo sport, è più di 20 anni che siamo in Serie A, quest'anno per l'ennesimo anno ci giochiamo, si spera, i playoff scudetto per cercare di arrivare in alto il più possibile. E noi ve lo auguriamo, grazie a Daniela Isabella, presidente della Canoa Polo Catania. Allora, e chiudiamo con il futsal perché è arrivato il momento di presentare le nomination come miglior giocatore di Serie C1. Sono in nomination e li invitiamo qui sul palco Luigi Marchese, Mascolucia Calcio a 5, Antonio Putrino, Argirium Agira, Rosario Bonventre, Assoporto Melilli. Grazie ragazzi. Per premiarvi un giornalista doc, presidente dell'Ussi di Catania, Giacomo Cagnez, che invito qui sul palco, grazie. Ciao Giacomo. Allora consegniamo subito la busta a Giacomo, vediamo un po' chi vince come miglior giocatore, quindi insomma di una certa importanza, perché poi è Serie C1, che è una categoria anche di una certa rilevanza. Chi vince? Ma lui se l'aspetta? No, assolutamente. No, nel senso che non lo sanno. Non lo sanno? Rosario Bonventre, Assoporto Melilli. Rosario Bonventre, Assoporto Melilli. Questa la tengo io. Consegniamo a Giacomo Cagnes, che la consegna a Rosario Bonventre, la targa come miglior giocatore di Serie C1 Futsal. Anche agli altri due partecipanti, Antonio Putrino e Luigi Marchese, la targa per ricordare questo momento. Allora, battuta con il vincitore Rosario, che dire, è una bella soddisfazione, no? Sì, ma questa vittoria la dedico a tutta la squadra, perché nessuno diventa qualcuno grazie a qualcuno, no? E al gruppo, noi quest'anno abbiamo puntato sul gruppo, non c'è stato nessuno che voleva emergere, grazie al mister, grazie alla società, al presidente Francesco Papalla, il mister Nuccio Ranno, e il gruppo fa sempre la differenza. Il singolo sì, ma il gruppo, l'unione fa la forza. È un premio che quindi dividi con tutti i tuoi compagni di squadra. Marchese, nome storico del futsal, Marchese, insomma, nome che ha legato momenti di importanza nazionale al futsal targato Sicilia. Sei contento comunque della tua stagione? Sì, siamo contenti, abbiamo raggiunto alla fine un risultato importante a Mascolucia e ci stiamo preparando per l'anno prossimo, speriamo ancora meglio. Speriamo ancora meglio. Antonio Putrino, invece per te la stagione si può considerare più che positiva, poi tra l'altro sul palco anche del Penalty Awards. Sì, assolutamente, innanzitutto la ringrazio di cuore per l'accoglienza, è stata una stagione molto positiva con il raggiungimento della salvezza. Devo molto alla società Argirium e questo premio lo condivido anche con loro e con tutti coloro che mi sono stato sempre vicini. Perfetto, grazie ragazzi, complimenti, buon proseguo, buona estate, divertiti perché tra poco inizia la stagione. Allora Giacomo, nel frattempo consegniamo la targa, ricordo a Giacomo. Sì, Giacomo, il futsal è in crescita, bisogna assolutamente portare avanti questa disciplina che sta raccogliendo sempre di più successi. Noi volutamente abbiamo deciso di iniziare il Penalty Awards quest'anno proprio con questo sport perché lo riteniamo uno sport che deve assolutamente crescere, anche perché lo vedo molto pulito, non so se sei d'accordo. Sono perfettamente d'accordo con te, però vorrei aggiungere anche da presidente dei giornalisti sportivi, mi corro l'obbligo di ringraziare intanto il presidente regionale che non è qui con noi, Roberto Gueli, però volevo dire, per noi lo sport è tutto, nel senso che ci interessa qualsiasi angolo dove si fa sport. Il futsal è sicuramente uno sport da seguire, ma ci sono tante altre discipline sportive che noi seguiamo, per esempio mi fa piacere sottolineare, prima c'era Daniele Isabella che è consigliere nazionale della federazione e tra l'altro è anche il vicepresidente di Sicilia Sport al Vertice, un consorzio con quasi 100 società sportive di grande livello e questo a noi fa piacere perché da giornalisti vogliamo far sì che si possa veicolare lo sport a tutto tondo. Noi non facciamo distinzioni, il giornalista che fa questo mestiere può avere delle affinità,
può avere delle specializzazioni, ci può essere il giornalista che fa calcio, ci può essere il giornalista che segue la canoa, la pallavolo, il basket, insomma altre discipline. Ecco, noi vogliamo la professionalizzazione perché riteniamo che lo sport sia così importante, perché ha un compito sociale che ha bisogno di professionisti. Questo lo dico perché vedo che c'è un parterre importante, c'è anche un personaggio che ha scritto pagine importanti nella nostra storia della politica e non solo, e voglio dire, professionalizzare il giornalista che possa veicolare le gesta di tutti coloro che fanno sport. Ecco, questo è importante tenerlo sempre in considerazione. Grazie Ed. Grazie a te per essere stato ancora una volta presente. Grazie. Giacomo Cagnes, presidente UCI di Catania. Allora, abbiamo fatto tutto di un fiato questa apertura proprio perché abbiamo voluto dedicare questa parte iniziale al futsal calcio a 5, anzi forse è giusto classificarlo solo futsal perché quando diciamo calcio a 5 insomma chi fa parte di questo mondo un po' storce il naso, allora noi vogliamo essere corretti e diciamo il futsal che forse probabilmente è il termine migliore. Ci prendiamo, si fa per dire, una brevissima pausa perché adesso ci sarà un momento musicale di un artista che ci accompagna quasi sempre negli eventi firmati Play Village. Lui si chiama Massimo Da, è un cantante straordinariamente positivo, giovane, un personaggio che ha fatto della sua musica un veicolo per raccontare emozioni. Noi questa sera lo incontriamo per conoscere questo suo nuovo successo, già su iTunes sta andando fortissimo. La canzone si intitola Nel vento, lui è Massimo Da. Le spine di un involucro nel deserto fra la polvere che mangerò per te. Ti cercherò dove pezzi si frantumano tra le nuvole di un cielo immenso che svuoterò per te. Ti cercherò tra le rocce di un oceano dove il sole sorge ancora nuovo, sorge per te. Delle mie follie per trascinarmi dentro, nel vento, cercherò le forze per trovare un senso. Ti cercherò dopo un sogno carismatico, dentro un fuoco sintomatico che spegnerò per te. Ti cercherò tra terreni sdrucciolevoli, tra le nuvole che annebbiano, che sposterò per te. Nel vento che ci avvicina, nel vento che ci trascina, nel vento delle mie follie per trascinarmi dentro. Se ci avvicina quel vento.
Massimo Da con Nel vento. Questo è il suo CD, come potete ben vedere, tra l'altro Piume bianche. bellissimo, intitolato Piume bianche. Allora Massimo, ho detto bene, racconti emozioni con questo tuo nuovo album. Sicuramente. E questa canzone si intitola tra l'altro Nel vento. Nel vento raccoglie, è come una sabbia che ti acceca e quindi è il massimo. Massimo, volevo sottolineare anche che tra l'altro tutto l'intero album è acquistabile su iTunes, Su no? iTunes, ma fra pochissimo anche nei migliori negozi. Perfetto, grazie Massimo. Massimo. Le copie fisiche sono appena arrivate. Perfetto, sono fresche. Grazie Massimo.